successo situazionale, fare una cosa che non è che può stare, ecco qui. Allora, come avevo promesso, come una sorpresa, un acquisto insolito perché non prendo mai questa volta, non ricordo perché, dai, andiamo. Odio prendere online. Poi, allora, questa cosa mi ha convinto che ho sbagliato ovviamente e mi sono preso l'ennesimo sapone. Mamma mia, mandorlatissimo, mandorle e cocco dovrebbe essere questo, convinto ce n'è uno uguale, però si chiama Autumn, qualche io ho sbagliato, io ho preso questo. Qualcuno può dire, beh, lo mandiamo indietro. No, è buonissimo, non lo mando indietro. Però è l'ennesimo sapone perché veramente ti viene voglia di prendere il cucchiaino e mangiare. Stiamo parlando di Stirling Almond Cream, c'è scritto, questo è per tradurre e mangio. Quindi piacerà molto anche per soprattutto che apprezzo. Scusate, sono questi proprio problema, non è che le altre volte che faccio vedere, sono sfidate, sto tornando da lavoro, diciamo, e sono andato a fare un paio di servizi prima, quindi mi sono trovato un attimino. La pasta è sempre la stessa, nel senso che non lo vado, cioè la pasta sembra la stessa il colore degli stirling, bene o male. Sento sempre in questa maniera. Quello che mi fa meraviglia è che una pellicola sopra, eh, non, quindi non c'è, sai, mandato così senza una carta, senza una cosa. Devo dire che la cosa bella è che ho questo, ho per mandorla, è lo stesso, che è un ottimo sapore anche questo, prezzi molto differenti, però non sono proprio uguali, devo dire. Questo a un certo punto al sapone, nonostante sia il vegetale, non sono proprio uguali proprio. Questo più vai a snasare ti arriva anche la nota del cocco, che non sento quello, ma ripeto, sono due saponi totalmente differenti. E quindi niente. Volevo partire, sì, sì, ci sarà buono il cocco qui. Trovato. Dovevo partire volevo prendere praticamente un sapone agrumato con note legnose e cose varie, però niente, mi è venuto questo di Amazon. Poi tra l'altro, come sapori mi ha controllato uno che lo dovrebbe fare che dice che se io non sentivo niente perché era in odore, invece non sentiva il profumo. Era diversa ancora dal non ha niente a che vedere con l'olio di mamma, con questo della cella, che è tutt'altra cosa, non c'entra nulla proprio, non c'entra nulla proprio. Quello è molto leggero, quello sì, poi ripeto, la nota di coca arriva. E niente, ora il prossimo prendere un agguato, un tabacco, il tabacco R come piace a me. E non so se per questo sì, credo mi tengo su questo, però voglio prima provarlo un attimo. Perché non lo so, sicuro non resto, sì, no, già dalla pasta, non so come particolare, non so come si sente, pasta medio morbida, con le mani, perché mi risciacquo.
rimasta e lo proverò con la prossima barba che farò, ma forse dopo domani, forse, cioè, deve forzare un po' per farlo. Comunque è gradevole, l'unica cosa che non vedo provarlo, ovviamente. Vedo e niente, stiamo lavorando dove non mi dà la stessa sensazione molto meglio ed è tutto allora, la prossima volta voglio mi raccomando, seguitelo napoletano, non si sente commento, aspetta. Eh, mercoledì credo eh, la prossima mercoledì cercherò di fare questa sera è già tardi, ancora non ho mangiato, però quasi vado a fare un attimo, poi magari farò il video, non vedete, o non posso, cioè non li faccio dal vivo per rendere che avevo detto sono in famiglia, sono in casa, posso fare la live, non mi interromperesti. Vabbè, o fra poco o ci vedremo massimo mercoledì. Te lo faccio fra poco, ovviamente il video mentre ho e tutto, lo vedrete sempre più tardi. Ah, boh, ok. Ciao, allora, vediamo come interrompere il video senza fare danni. Vediamo se vedo qualcosa che posso fare. Allora, interrompi.